Trieste is investing 2 million in security, funding surveillance cameras and private guards for businesses and public spaces. The initiative, managed by the Chamber of Commerce, aims to deter crime amid rising concerns. Avere una maggiore copertura degli impianti di videosorveglianza all'interno e all'esterno degli esercizi pubblici, ma soprattutto avere anche della vigilanza privata. Tutela della sicurezza, però sono... Tenete conto che stiamo facendo 2 servizi alto impatto a settimana, abbiamo fatto uno ieri sera, ne facciamo uno oggi pomeriggio. RIS piuttosto che fatti di microcriminalità. Questo è un progetto finanziato dalla Regione di cui ringraziamo molto, dove mette a disposizione per la Venezia Giulia 2 milioni di euro, uno per i vigilantes e uno per delle telecamere. Ci siamo così raccordati con l'assessore Roberti e l'abbiamo fatto partecipe del grande disagio del nostro mondo e di cui prontamente ha messo a disposizione questi contributi che noi andremo a erogare finanziando il 100% dell'acquisto e la messa in opera delle telecamere, in particolar modo per i ristoratori e i pubblici esercizi, ma non solo, sia su Trieste che su Gorizia, mentre i vigilantes saranno solo su Trieste e anche lì pagheremo il 100% del costo di vigilantes dove alcuni commercianti dovranno mettersi d'accordo e ne averne 2 per via quantomeno.